Ciao a tutti amici di Matto Scacco, ben ritrovati. In questi giorni si sta giocando un torneo fortissimo e con protagonisti tutti i giocatori più forti al mondo. Quindi la partita che vi mostro adesso tra il campione del mondo attuale Magnus Carlsen contro il più forte giocatore francese di sempre Maximo Vachier-Lagrave. La partita è iniziata in modo molto curioso, c'è da dire che i giocatori stanno giocando un torneo rapid con una cadenza di gioco 15 minuti più 10 secondi di incremento. La prima mossa è stata questa, chiaramente per chi stava commentando, io ho avuto il piacere di commentare questa partita in diretta, C3 chiaramente sorprende perché è una di quelle mosse atipiche, chiaramente non ci sono delle idee se non quella, se non l'idea principale di sorprendere l'avversario e cercare di non rientrare magari in linee teoriche molto battute. Il nero risponde con B6 e a questo punto il bianco con E4 in caso di C5, che non è la mossa giocata in partita, si rientrerebbe in una siciliana variante Alapin, quindi il bianco dovrebbe cercare semplicemente di conquistare il centro, ma dopo la mossa alfiere B7 chiaramente il nero non permette al bianco di conquistare rapidamente il centro con la spinta in D4, a causa chiaramente dell'attacco del pedone centrale. Dunque D3 è stata la mossa della partita, a questo punto E6, e per i più attenti questa struttura pedonale, quindi un pedone in E6 e un pedone in D5 contro un pedone in E4 difeso da D3 potrebbe benissimo essere un rientro in un'apertura francese. La partita prosegue, cavallo F3, cavallo F6, ci sono tanti modi per continuare, tra cui E5. E adesso, seppur con un ordine di mosse molto strano, molto atipico, il bianco rientra in una posizione della francese dove ci sono chiaramente delle differenze. Non è la tipica posizione dell'apertura francese perché questo alfiere in B7 non si trova bene, esiste una variante con B6, però tendenzialmente l'alfiere va in A6 per cercare di cambiare il fortissimo alfiere bianco. Con questa struttura pedonale, dato che tutti i pedoni dopo poche mosse occupano case centrali e case nere, vuol dire che l'alfiere bianco e il piano strategico del bianco sarà quello di prendere iniziativa sulle case bianche. La partita continua, C5, attacco al centro, il bianco prende spazio al lato col suo famoso pedone H. Questo pedone H cercherà di andare in avanti. In un altro video commentavo spesso che i pedoni laterali cerchiamo di portare in avanti per conquistare spazio, e con questa frase il pedone H fa carriera, e anche qui questo pedone andrà in avanti per cercare di prendere spazio. La partita prosegue, cavallo C6, mossa chiaramente logica, cerca di portare nuovi pezzi verso il centro, il bianco risponde con alfiere D3, dunque la cattura, che è una mossa che vi dico necessaria. Ci sono anche altre alternative, però se osserviamo bene non sono alternative molto valide. Qualcuno potrebbe pensare, ok, gioco C4, attacco l'alfiere che si dovrà spostare, però la ritirata dell'alfiere C2 vi assicuro che già garantisce al bianco un'ottima iniziativa. Questo alfiere insieme all'altro creano la famosa coppia degli alfieri che punterà il lato corto della scacchiera, quindi questo lato di re dove probabilmente arroccherà il nero, e con il sostegno del cavallo o eventualmente attraverso manovre molto tipiche e strane come questa della torre, quindi una possibile donna H5, donna G4, sono tutte idee che poi effettivamente, dato che la posizione è chiusa, si realizzeranno. Al nero mancherà qualche rottura centrale, qualche controgioco, e cosa molto importante, dato che questo alfiere in B7 è ancora in campo, ancora sulla scacchiera, ha difficoltà a giocare. La partita dunque non può continuare con questa chiusura del centro e continua con la cattura, quindi la partita continua così. L'alfiere bianco abbiamo detto essere il pezzo più forte, quindi il tentativo di cambiarlo è un piano senz'altro valido. La partita prosegue in questo modo, donna C8 con la chiara intenzione di giocare alfiere A6, e arrocco per il bianco, alfiere A6 sulla scacchiera, dunque arriva il cambio che aveva annunciato qualche mossa fa. A questo punto è il momento di trovare il piano corretto, comunque di creare da bianco un piano che possa cercare di prendere l'iniziativa, comunque che possa migliorare leggermente la sua posizione. Ovviamente il nero ha idee interessanti perché questa casa di 3 dopo poche mosse si trova non difesa, quindi potrebbe essere facilmente occupata da un pezzo nero, e chiaramente un pezzo in D3, quindi un pezzo avversario nella propria metà scacchiera, è sempre una di quelle situazioni da evitare. Dunque cavallo 1 giocata, si vuole appunto limitare questi ingressi. Adesso l'intenzione del nero potrebbe essere cercare un ingresso su C2, quindi torre C8 sulla scacchiera, e quel famoso pedone H che qualche minuto fa
diciamo ne cantavo le sue lodi. Adesso questo pedone H lo portiamo in avanti, quindi H5 per prendere spazio, alfiere 7, A3, che a prima vista sembra una mossa che attacca un pezzo, però in realtà se ci soffermiamo meglio il pedone A risulta essere inchiodato e quindi non attacco il cavallo. Ciò detto, il nero ha comunque deciso di rimuovere il cavallo. Per quale motivo? Perché se il nero vuole manovrare con la sua donna avrà sempre il problema che nel momento in cui non mantiene l'inchiodatura, ovviamente la cattura in B4 sarà realizzabile, dunque il cavallo C6, e a questo punto bisogna attaccare. Faccio una domanda: qual è il punto più debole del nero? Magari qualcuno penserà questo pedone G7 non è difeso da nessuno, ed effettivamente donna G4 è l'inizio del piano corretto. La posizione adesso non è per nulla facile, una mossa come a Rocco, è vero che difende il pedone G7, però sempre quel nostro famoso pedone H potrebbe ancora andare in avanti, già c'è una coordinazione di matto, quindi provocherà al nero la spinta del pedone G, e vi dico che comunque sia è anche evidente che le case nere siano abbastanza deboli. Cosa dovremmo fare in questa occasione? Cercare in qualche modo di cambiare i due alfieri per poi provare a fare manovre del genere, quindi nel momento in cui cambieremo gli alfieri probabilmente devo cercare di entrare con la donna in F6 per poi chiudere la posizione con questo scacco matto. Non sarà per nulla facile. Altri piani potrebbero comunque essere, sempre nell'ottica di attaccare G7, magari farlo con l'alfiere. Immaginiamo questa posizione di gioco cavallo F3, la torre si sposterà per cercare di difendere G7 magari con l'alfiere, ma anche qui la stessa strategia che giocavo prima torna in gioco, quindi diventa sempre valida. Alfiere per G7 lui cattura, e dopo H6 seguirà il matto immediato, la successiva. Ovviamente dopo donna G4 questo direi che è un momento critico, bisogna un po' decidere da nero cosa fare, e Maxime Vachier-Lagrave ha giocato G5, considerando appunto che probabilmente una mossa come Rocco corto risultasse essere molto rischiosa. A questo punto cavallo F3, ho 3 attaccanti sul pedone G, e quindi H6 è necessaria. Vi dico anche che quando stavamo commentando questa partita è venuta fuori un'idea molto interessante, cioè anticipare H6 del nero giocando noi stessi H6. Qual è l'idea? Che qualora giocheremo più avanti cavallo F3 ci sarà un po' di difficoltà nella difesa del pedone G. E tuttavia in questa posizione dopo H6 dopo una breve analisi il mio collega Niccolo Pasini commentava: ok, donna 4 potrebbe essere interessante, ed effettivamente lo è. Donna 4 è un buon modo per cercare di attaccare indirettamente la donna bianca che non è difesa da nessuno, quindi stiamo cercando di guadagnare un tempo sul pedone centrale in D4, e qualora giocassi cavallo F3 come prima, dato che il pedone D per adesso è inchiodato, ho questa mossa invisibile, quindi la cattura in E5 è abbastanza fastidiosa. Chiaramente se bianco catturasse riprendiamo da nero e abbiamo guadagnato un pedone. Se intendi migliorare la comprensione del tuo gioco, allora vienici a trovare all'interno dell'Accademia di Matto Scacco. Sarà vinta? Non lo sappiamo, probabilmente ci sarà comunque del compenso per il bianco perché il re del nero resta al centro, però il nero da parte sua avrà il suo gioco. Quindi seppure molto interessante, H6 per il bianco da approfondire. Cavallo F3 la mossa di Magnus Carlsen, dunque H6, e siamo di nuovo nella posizione giocata in partita. A questo punto donna E2 è un'incursione pericolosa da parte di questa regina nera che nella propria metà scacchiera del bianco ovviamente crea problemi alla manovra, perché questo cavallo adesso risulta essere inchiodato. La partita prosegue, B4 per prendere spazio, cavallo D8, e donna H3 l'inizio di diciamo delle manovre. Ovviamente il piano per il bianco potrebbe essere cercare di bloccare in questo modo, quindi il cavallo bianco ripiega in H2 per quindi saltare in G4, da lì puntare questo pedone H6 che è un po' più arretrato, oppure sempre questo ingresso in F6 sarà valido. F5 sulla scacchiera, F5 la mossa giocata da Maxime, presa al passo, e vi dico che la presa al passo è obbligata, e altrimenti questi pedoni sono veramente pericolosi, andranno in avanti e creeranno chiaramente un po' di difficoltà. Dunque presa al passo, la donna punta diciamo a distanza questa torre in C8 che non è difesa, e la partita continua. Quindi cavallo F6 ripropone nuovamente la mossa G4. Che Magnus Carlsen abbia già analizzato questa posizione prima di rientrare
non lo sapremo, probabilmente sì, ma vi dico che nonostante qui il bianco perda un pedone, perché cavallo E5 è l'unico modo per impedire e rallentare la spinta del pedone G, il bianco otterrà una posizione molto superiore. E la partita continua così, donna per H5, dunque il cambio. È vero che qui il bianco ha un pedone in più, però ha un cavallo al centro che è veramente fortissimo, è molto difficile da scacciare, cosa molto importante, arriverà anche l'altro cavallo pronto lì a sostenere, quindi cavallo di 3 sulla scacchiera, alfiere di 6, e domanda per tutti: qual è il pezzo migliore del nostro avversario? Probabilmente la risposta per tutti sarà la stessa, quindi questa torre in C8 è chiaramente il pezzo più attivo, e allora cerchiamo di cambiarlo. La torre viene cambiata, bisogna portare in gioco altri pezzi, torre H7 sulla scacchiera, torre C8, a questo punto torre C7 cerca di alleggerire la posizione. Se il bianco cambiasse, vi dico che il pedone in più non farà grande differenza, perché i pezzi del bianco sono sicuramente molto più attivi, però sarà molto difficile riuscire a vincere questa posizione. Torre 8 è la mossa giocata, la mossa che ha preferito giocare Carsen per diversi motivi. C'è questa inchiodatura su D8 che è veramente fastidiosa, anche perché quando il re si sposterà magari per togliersi dall'inchiodatura ci saranno questi scacchi fastidiosi con cavallo G6, e quando lui, magari re nero, vorrà nuovamente attaccare questo cavallo, chiaramente la cattura in D8 guadagnerà delle mosse, perché anche l'alfiere in D6 in questo istante non è difeso da nessuno. A questo punto il piano del bianco è facile, o comunque sia il piano del bianco è cercare di attaccare in qualche modo il punto D8, e vi dico che il modo più rapido è cercare di spingere in B5, quindi saltare in C6. A questo punto avremo una coordinazione abbastanza forte contro questo cavallo D8. La partita continua proprio in questo modo: cavallo F6 sulla scacchiera, B5 mossa forte, voglio fare cavallo C6, e a questo punto dopo re E7 arriva il primo scacco, quello di cui parlavamo prima. Cavallo scacco, il re mantiene la difesa e il contatto con il cavallo D8, altrimenti questo cavallo sarebbe stato perso, e arriva il secondo puledro in avanti, il secondo cavallo in avanti. A questo punto cavallo scacco obbliga il cambio, riprendiamo, e qui diciamo che questo cavallo continua a essere forte in una situazione di avamposto centrale, e non resta altro che portare un altro pezzo in attacco. Chi potrebbe essere? Qui magari con un po' di attenzione ci accorgiamo che c'è questa diagonale debole, e la partita si conclude con l'abbandono dopo alfiere di 2. Alfiere di 2 ha la chiara intenzione di saltare qua, e dopo il salto in B4 il problema è che se io giocassi, ad esempio, vi mostro questa variante, se io riuscissi a giocare alfiere B4 scacco, quando il re torna indietro, cavallo C6 sarà vincente, o comunque il mio avversario potrebbe magari continuare con torre D7, però cade il pedone A7, poi rimetto il cavallo in C6, e a quel punto avrò un 2 contro 1 facilmente sfruttabile, abbastanza semplicemente avanzando i pedoni. Quindi dopo alfiere di 2 Maxime Vachier-Lagrave decide di abbandonare, perché effettivamente la posizione è difficile da sostenere, stiamo parlando di giocatori molto quotati e molto forti, quindi ci sta tutto l'abbandono, perché si riconosce che la posizione sia persa. Vediamo un po' la partita com'è andata e poi vi mostrerò una sorpresa. Quindi C3, B6, questa è la partita giocata. Dopo un'apertura molto atipica, molto strana, effettivamente si rientra in qualcosa di più noto come la difesa francese, dove dicevo che l'alfiere di Casabianca è senz'altro il pezzo migliore, il pezzo più forte, e quindi il nero cerca di cambiarlo, ed effettivamente ci riesce dopo poche mosse. Quindi donna C8, alfiere A6, l'alfiere di Casabianche non fa più parte del gioco. Quindi cavallo E1 per limitare il cavallo avversario, torre C8, la partita continua con questo famosissimo pedone H. Ricordate, il pedone H è quello che spesso vi aiuterà per condurre l'attacco e conquistare spazio. E a questo punto arriva la donna in attacco, a rocco corto, dicevamo che è molto rischiosa per via di questo attacco che ci potrebbe essere sul G7, e allora non resta altro che fare G5. Dopo G5 cavallo F3, quindi H6, e questa è la posizione che abbiamo all'interno della scacchiera. La donna di 2 fa paura, il nero con questa mossa realmente guadagnerà un pedone, però questo pedone in realtà non servirà poi a molto. La partita continua in questo modo. Effettivamente dopo donna per H5 il nero ha un pedone in più, ma non farà molto, perché cambiati i pezzi migliori del nero, quindi torre C1 abbiamo eliminato la torre, i pezzi del bianco in modo molto armonico si coordinano per
limitare ulteriormente l'avversario. Questo re del nero ha un ruolo estremamente difensivo, deve sempre mantenere il contatto con il cavallo, e quindi poi il gioco del bianco non è stato altro quello di rimuovere il re avversario, per poi concludere la posizione con alfiere di 2, mossa dopo la quale Maxime Vachellagrave abbandona. Dicevo prima, ok, vi mostro una sorpresa, un'altra posizione molto bella, e qualcuno di voi mi ha chiesto di commentarla, in particolar modo Sergio. Sergio scriveva in chat mentre stavo commentando: potresti analizzare un po' meglio questa posizione? Eccola qui. Questa è la posizione tratta dalla Mamejarov con il bianco contro Dani Dubov con il nero, e in questa posizione il bianco ha 2 pedoni in più, quindi può essere benissimo soddisfatto del suo vantaggio materiale, e come il bianco riuscirà a vincere semplicemente cercando di progredire e portare in avanti questi pedoni. In partita è stata giocata alfiere 5 in questa posizione. Alfiere 5 ha la chiara idea di giocare torre scacco, quindi mangiare l'alfiere. E qui, dato che era possibile vedere anche i volti dei 2 giocatori, Mamejarov era parecchio sicuro di questa posizione. Ma Dani Dubov ha giocato all'istante questa mossa. Qual è l'idea? Per prendere il pedone F5, eliminare un pedone dalla scacchiera e quindi riuscire ad avere più possibilità per pareggiare. Mamejarov continua con torre scacco, si sposta torre per, e a questo punto era parecchio soddisfatto della posizione raggiunta. Qui vi inviterei a interrompere e a mettere in pausa il video e immaginare come possa continuare il nero nel migliore dei modi. Non so se avete messo in pausa il video, però qui Dani Dubov trova una mossa fantastica, torre per F5. A questo punto la cattura sembra spontanea e immediata, ma dopo la cattura si verifica uno stallo al centro della scacchiera, cosa che non vedrete tantissime volte nella vostra carriera scacchistica. Anzi, vi dico che personalmente, giocando da tantissimo tempo, questa forse è una delle prime volte che vedo uno stallo all'interno della scacchiera. Ovviamente dopo torre per F5 il bianco non può far altro che catturare, perché qualora spostasse il nero elimina l'alfiere, questo finale si riesce a pareggiare facilmente. Per quale motivo? Perché il re del bianco è tagliato fuori e questi 2 pezzi neri sono abbastanza vicini e in grado di coordinarsi per eliminare il pedone della scacchiera. Ok, spero che quest'ultima sorpresa vi sia piaciuta, e appuntamento al prossimo video. E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!